E adesso, occhio al Padova. Sabatini si gode la quinta partita senza sconfitte, con 2 vittorie e 3 pari, e lancia un messaggio alle rivali. In Veneto arriva un Ancona reduce da 3 successi filati col morale alle stelle e con la coppia Mastronunzio-Colacone già artefice di 6 gol. Pronti via, e dopo 8 minuti il sistema difensivo troppo alto adottato dagli ospiti viene punito dalla perfetta trama offensiva del Padova. Di Nardo scatta a destra in posizione regolare, ha tutto il tempo per aspettare l'inserimento di Soncini, e per il Cobra è un gioco da ragazzi a appoggiare in rete il punto dell'1-0. Prima rete in stagione per l'ex Ascolano al 33esimo centro nel campionato cadetto. La formazione di Sabatini è spigliata e aggressiva, e al 12esimo Rabito scalda i guantoni di Da Costa con una bella conclusione da fuori area, sul quale però il portiere dorico è attento e respinge. I marchigiani sembrano meno pimpanti del solito, ma al 20esimo una prodezza di Roberto Colacone li rimette in partita, palla in profondità di Surraco, la punta calcia di prima intenzione e beffa Agliardi sul palo lontano. È il quarto gol in 5 partite per il 35enne nato a San Donato Milanese. A Leogano non c'è però un attimo di respiro ed è un pomeriggio da sogno per gli attaccanti. Al 25esimo infatti Totò Di Nardo riporta in vantaggio il Padova, il numero 10 stoppa magistralmente il cross dalla sinistra di Renzetti e infila Da Costa con un mancino preciso e imprendibile. Secondo centro in questo torneo per il giocatore napoletano, che firma la rete più bella del pomeriggio. Il nuovo sorpasso rianima il gioco frizzante dei Patavini, che al 38esimo sfiorano il tris ancora con Di Nardo. Splendido lancio in verticale di Italiano, il fuorigioco dell'Ancona non riesce, ma questa volta la punta cerca di fare tutto da sola e sparacchia sull'esterno della rete senza servire Soncini libero in mezzo all'area. I veneti sono nettamente più brillanti al 44esimo ed applausi scroscianti la giocata sull'asse Renzetti-Rabito, col numero 7 che si esibisce in una girata volante a cui Da Costa risponde alla grande mettendoci anche un po' di effetti speciali. L'intervallo porta consiglia all'Ancona di Salvioni, risveglia anche il capitano Mastronunzio, al quale bastano 100 secondi per portare almeno un po' di scompiglio nell'area patavina, con Cesar e Agliardi che comunque sbrogliano la matassa. La Vipera però è attiva, anche se al 51esimo si mangia la rete del possibile 2-2 quando mette incredibilmente sul fondo a porta spalancata un tiro sporco di Miramontes. Sabatini toglie Rabito e Soncin, perde in fantasia e il risultato è che i dorici diventano sempre più pericolosi. Al 67esimo Surraco e Colacone combinano alla perfezione, il numero 3 si allunga troppo il pallone dopo lo stop e consente ad Agliardi di chiudergli perfettamente lo specchio, facendo scemare un'altra buona occasione. I dorici ci mettono tanta buona volontà, ma riversandosi in avanti si espongono al contropiede del Padova, che all'83esimo sfiora ancora il gol. Buono spunto di Lazzari sulla destra, Di Nardo taglia sul primo palo ma vede il suo tocco sbattere contro il montante, ad Acosta battuto. Nel recupero i marchigiani sprecano l'ultima chance con Schiattarella imbeccato da Mastronunzio, e così a Leugano, dopo 90 minuti divertenti e di buona qualità, vince il Padova 2-1. I veneti si godono il momento d'oro pensando con serenità alla trasferta di Torino. Per l'Ancona è un KO in parte bugiardo, ma la ricorsa verso le zone alte può ripartire martedì sera da Gallipoli.